Buongiorno Notizia. 10 minuti dopo le 9, ancora la cronaca in primo piano, quella raccontata da Live Sicilia. Pesce decongelato e carne scaduta, ha sanzionato un ristorante. Nei giorni scorsi a Catania, in ottemperanza alle disposizioni del questore, personale del commissariato di polizia Borgognina ha effettuato dei controlli straordinari volti a prevenire l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli illeciti in materia di salute pubblica. Particolare rilievo assume il controllo compiuto in zona Picanello, dove nella circostanza sono stati fermati diversi giovani ed uno di questi trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana e pertanto detta sostanza è stata sequestrata unitamente ad un tritaerba in metallo. Il giovane è stato invece denunciato per uso personale. Unitamente a personale dell'ASP, veterinari e igiene pubblica, si è proceduto al controllo di diversi locali commerciali e nello specifico presso l'Happy Walk Golden sono state riscontrate numerose violazioni di natura penale e amministrativa ed elevate sanzioni pari a 2.000 euro. Nello specifico contestato il reato di frode in commercio, poiché il titolare di detto esercizio somministrava come prodotto ittico fresco prodotto decongelato senza darne menzione nel menù e per tale motivo il predetto titolare è stato indagato in stato di libertà. Veniva inoltre rinvenuto del cibo scaduto, nella fattispecie un petto di pollo ritenuto non idoneo al consumo umano e pertanto ritirato dal commercio, e infine sottoposta a vincolo sanitario una quantità di salsiccia allo scopo di accertarne l'eventuale presenza di solfiti. In occasione dei controlli 3 dipendenti esercitavano l'attività senza avere l'attestato di formazione.